Buonasera a tutti, oggi è domenica 14 luglio e con oggi sono 54 giorni che trascorro su questa la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, guardate che magnifico tramonto. Si lascia veramente, si rimane veramente incantati davanti a tanta bellezza, anche se si è in circostanze così surreali dove mi trovo io. Perché veramente è tutto così surreale quello che sta accadendo, quello che è accaduto e quello che sta continuando a accadere su questa gru sotto gli occhi così per alcuni indifferenti, per altri impietriti, no? Le persone che- che hanno conservato ancora quei quattro paletti di valori e una coscienza, un'anima sicuramente davanti a un fatto del genere è impietrita. E poi ci sono persone che appunto, ci sono tante persone che fanno parte, oppure sono state fagocitate da questo sistema così contorto, così profondamente malato e spietato, ma anche malvagio, no? E poi queste persone cercano di instillare, no? Questa cultura anche, e contaminare anche le persone sane, no? E in qualche maniera pare che ci siano riusciti, o insomma, o in qualche modo ci stanno riuscendo. Eh, cioè, che cosa facciamo? Ci arrendiamo a questo stato di cose? Ma anche no, insomma, poi ognuno poi può decidere poi a un certo punto da che parte stare, perché secondo me alla fine si riduce tutto a questo, a da che parte si vuole stare, no? Poi, se dalla parte dei malvagi oppure dalla parte delle brave persone, no? E poi sì, è vero che c'è anche un sacco di roba in mezzo, e quella cosa che c'è in mezzo, e ci sono le brave persone che continuano a essere spaventate, a far finta di niente, o illudersi che magari le cose non siano così, ma magari perché appunto perché sono talmente spaventate che quasi quasi non ci vogliono credere che il mondo si sia ridotto in queste condizioni, no? Però purtroppo la storia ci ha insegnato che c'è sempre stato il mezzo dove tutta la brava gente è rimasta sempre in silenzio a guardare, no? E, mentre i cani rabbiosi abbaiavano e si sbranavano le loro vittime. E speriamo che adesso qualcosa cambi. Io mi sembra di intercettare un sentimento che arriva dalle brave persone che sta in qualche maniera montando, che sta crescendo, no? Speriamo che non cresca troppo lentamente prima che io ci lasci la pelle. Sapete che oggi sono 26 giorni che faccio lo sciopero della fame e ogni tanto vi faccio vedere questo tramonto meraviglioso perché veramente è un peccato perderlo. Sono quei momenti della giornata che sono imperdibili, no? Poi si passano momenti di bruttezza assoluta, no? E qui, no? A pensare, a riflettere su questi personaggi, sulla decadenza, no? Di questa città, di questa società, di questo paese anche, di dove stiamo andando, no? Di questa deriva culturale, politica, no? Però poi ci sono questi momenti che uno non se li può perdere assolutamente, no? Allora li condivido con voi, no? Magari vi parlo di queste cose, però voglio anche condividere con voi questa meraviglia, questo spettacolo
dell'universo, no? Che ci regala questa energia così potente, questi colori così intensi, così dorati, no? Perché poi colora tutto e tutto si abbellisce al tramonto. No? Anch'io mi abbellisco nonostante la mia così sempre più avanzata magrezza e così. E, e così. Insomma, oggi ho passato, oggi comunque ho bevuto un brodo di pesce molto dietetico, eh, fatto comunque con molto amore, spero che mi dia un pochino di energia. E questo è il massimo così che riesco così ad assorbire e spero che insomma aiuti a rallentare almeno un pochino questo processo di, di magrezza così veloce. E, dal punto di vista oggi è domenica, non c'è molto da raccontare perché come sapete domenica in Italia non si muove niente dal punto di vista politico e istituzionale. E, come vi ho detto anche oggi, dipenderà tutto da noi, dalla nostra capacità di ribellarci a questo mondo che ci stanno proponendo, no? E, e lo possiamo fare tutti. Dobbiamo intanto, tutto deve partire intanto dalla nostra capacità di prendere consapevolezza di quello che succede, no? E nonostante questi cani rabbiosi che ci scagliano contro, no? Attraverso questi giornali asserviti o piuttosto che i soliti lacchè che girano sulla rete, che poi vengono chiamati fake, troll, gatekeeper, o come vi pare, comunque fondamentalmente sono i lacchè di questo sistema così corrotto e malato che cercano in qualche modo di separare e spaventare la gente normale, le brave persone, dispensando pillole di volgarità, di menzogne, insomma tutto verte su questo piano qua, calunnie di ogni tipo, ma questo cioè, lo sappiamo, no? Lo fanno sistematicamente con tutti e quindi questo è il loro modus operandi, no? Però tante volte sono irritanti, chiaro che chiaramente irritano, no? E il loro scopo è anche quello appunto di provocare, irritare, qualche volta ci casco anch'io, sono veramente irritanti, però insomma ho fatto anche un po' il callo, no? Poi ovviamente questa roba mi scivola, dopo 5 minuti dopo mi scivola da dosso. No, per cui anche voi, no, fate attenzione, no, a non lasciarvi troppo prendere da questi personaggi perché poi lo fanno a ripetizione, poi si vede che ripetono sempre le stesse cose, a ripetizioni, sempre le stesse cattiverie, a ripetizione, perché poi ripetere sempre la stessa bugia, no? Loro sanno, no? Un sistema, una tecnica di comunicazione politica e ripetere a ripetizione una bugia. La ripeti tante di quelle volte che poi qualcuno anche ci crede, no? E loro lo sanno che statisticamente se ripeti una bugia poi diventa anche una mezza verità e poi al punto che per qualcuno diventa proprio una verità, no? E questa è una delle tante strategie che usano, no? Per diffondere le loro idee e la loro bassissima cultura, no? E tutto questo ovviamente è costruito per tenere a un livello molto basso la gente, no? Anche questi, come i programmi TV che ci propinano, no? Le varie De Filippi piuttosto che le D'Urso, no? Questi personaggi che tengono la gente sempre a un livello di cultura, di pensiero, di intelletto, sempre tenuto basso, no? E anche questi gruppi che vedete sulla rete, no?
servono proprio per tenere la gente, a farli vibrare a un livello molto basso, no? Guai a far elevare la gente, no? A farli vibrare a livelli più alti, no? E questo è pericoloso ovviamente per il sistema, no? Cioè, ci mancherebbe che la gente cominciasse a pensare. E quindi tutto viaggia così, e tutto chiaramente viaggia sul piano della competizione, poi tutto deve competere, no? E quindi da che eravamo una società cooperante e altruista, siamo diventati questa roba qui, no? Insomma, c'è un essere umano su una gru da 53 giorni e la politica fa finta di niente, cerca di passare il messaggio come se fosse normale oppure che fosse è una sua scelta, tutti messaggi così, proprio subdoli, vigliacchi, di bassissima lega, oppure magari ovviamente questo proprio è un classico. Chiunque osi contrastare il sistema sicuramente è un matto. E per certi versi hanno anche ragione, perché mettersi contro di loro bisogna essere proprio matti, però d'altronde io questa pazzia me la tengo bella cara, perché è quella che mi unisce a questo pianeta, alla bellezza di questo pianeta, mi unisce alle cose del mondo, mi unisce ai miei avi e ai quattro valori che mi hanno trasmesso, quei valori di civiltà, di umanità, di coscienza. Ecco, questa pazzia io me la tengo bella cara. E, e quindi, e quindi fate attenzione, no? Poi magari utilizzateli, no? Fate per passare messaggi positivi, magari rispondetegli con un post positivo o con delle risposte molto concrete. E finisco con una concretezza che è il rinnovo al nostro caro sindaco, perché poi tutte le chiacchiere stanno a zero di fronte a un sindaco che non ha il coraggio di affrontare civilmente un cittadino davanti a delle telecamere, e questo tappa la bocca a chiunque, no? Perché se la gente vuole veramente conoscere la verità, e se il sindaco non ha paura della verità, si confrontasse con me davanti a delle telecamere, in modo che questa verità possa essere un po' chiarita a tutti una volta per tutti e per tutte. E con questo, ecco, vi lascio anche con questo ultimo raggio di sole. Ecco, catturiamolo così riempiamoci gli occhi di bellezza. E, e buona serata a tutti quanti e buon fine domenica.